Udinese-Napoli. Spalletti ha già scelto la formazione. Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha già in mente la squadra da mandare in campo contro l'Udinese per una sfida che si annuncia vibrante. Prima di proseguire, se non sei ancora iscritto, iscriviti al nostro canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale, perché qui non siamo come gli altri in cerca di mi piace, qui sei informato con notizie vere dal Napoli. Udinese-Napoli si avvicina. Domani le due squadre si affronteranno alla Dacia Arena e il risultato della sfida potrebbe essere decisivo ai fini dell'assegnazione dello scudetto ai partenopei. Secondo la redazione di Sky Sport, il tecnico dei partenopei Luciano Spalletti dovrebbe confermare la squadra che gli ha dato fino ad oggi le maggiori garanzie. In tal senso è arrivata anche una buona notizia per lui. L'attaccante Matteo Politano è finalmente tornato in gruppo, ma non convocato, anche se nel tridente dovrebbe essere schierato il messicano Lozano. Elmas, invece, jolly. Opzione sia come mezzala al posto di Zielinski che come ala nel tridente. La formazione dovrebbe essere la seguente: tra i pali Alex Meret, poi linea a 4 con Di Lorenzo, Ramani, Kim e Olivera. In mediana Lobotka, Anguissa e Zielinski, poi Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia davanti. Commenta cosa ne pensi della formazione e lascia anche il tuo pronostico per Udinese-Napoli. A domani con altre notizie. Forza Napoli sempre, e tutto per lei.